Euroregione News. Trieste premia il grande Jodorowsky. Trieste Science Fiction, Festival della Fantascienza, annuncia che l'ospite d'onore della 14ª edizione sarà il regista cileno Alejandro Jodorowsky, in occasione dell'attesissimo ritorno alla regia, dopo 23 anni dal suo ultimo film con l'autobiografia visionaria La danza della realtà. A Jodorowsky, icona del cinema underground e della controcultura internazionale degli anni 70, autore di film cult come La montagna sacra, il Festival della Fantascienza di Trieste consegnerà il premio alla carriera Urania d'Argento, riconoscimento già assegnato nel corso degli anni a personalità illustri che hanno fatto la storia del cinema di genere come Dario Argento, Roger Corman, Joe Dante e Christopher Lee. Il regista cileno sarà a Trieste il prossimo 31 ottobre e offrirà al pubblico di Trieste Science Fiction la possibilità di assistere ad una sua conferenza spettacolo dal vivo nella tradizione del suo celebre Cabaret Mystique, esilarante e profondo intrattenimento, nuovo tassello per la comprensione e il senso della comédie humaine che l'autore ha saputo perlustrare anche nei suoi risvolti drammatici. Lo spettacolo si articolerà attorno alla lettura del breve testo poetico idioma remoto da cui prende spunto l'intero film. Lo spettacolo precederà la proiezione della danza della realtà, presentato in anteprima a Cannes nel 2013 alla Quinzaine des Réalisateurs. La data triestina fa parte dell'Alejandro Jodorowsky 2014 Italian Tour, che avrà inizio il 26 ottobre a Bari e che toccherà alcune tra le principali piazze italiane. Avete ascoltato Euroregione News.